Ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. Il covo di Matteo Messina Denaro, situato a Campobello di Mazzara in provincia di Trapani, sembra l'abitazione di un uomo qualsiasi, e questo ciò che è emerso dalle perquisizioni effettuate dai carabinieri del ROS nel nascondiglio del boss arrestato lo scorso 16 gennaio. Nell'appartamento in cui l'ex super latitante ha vissuto negli ultimi mesi sono stati trovati quadri, 2 leoncini di peluche, un divano e anche una stanza adibita a palestra. Ancora nessun risarcimento per le figlie di Marcello Cimino, il clochard che nel 2017 venne cosparso di benzina e bruciato vivo mentre dormiva sotto un portico a Palermo. L'assassino, un disoccupato di 45 anni, Giuseppe Pecoraro, sospettava che la vittima avesse una relazione con la moglie da cui era separato. L'uomo è stato condannato all'ergastolo nel 2019 e alle 2 figlie di Cimino spetterebbe una provvisionale di 50.000 euro ciascuna, che però a distanza di anni non è ancora stata pagata. L'ennesimo incidente sul lavoro si è verificato in un cantiere accaduto a Erice nel Trapanese, dove un operaio è caduto da un ponteggio riportando varie fratture. Il dramma ha avuto luogo in via Filippo Corridoni, dove erano in corso lavori di manutenzione di una palazzina privata. All'improvviso, per cause in corso di accertamento, il ponteggio ha ceduto trascinando con sé l'operaio che stava lavorando. L'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato all'ospedale di Trapani. Si indaga su quanto accaduto. Minuti di paura a Montaperto, in provincia di Agrigento. È esplosa nelle scorse ore una bombola di gas in una villetta di Contrada Businè, nei pressi di Raffadali. Il bilancio è di un ferito. A riportare lesioni è stato un 66enne proprietario dell'abitazione, di cui non si conoscono al momento le condizioni di salute. L'uomo è stato portato all'ospedale San Giovanni di Dio. A seguito dell'esplosione è anche divampato un incendio. Questa era l'ultima notizia, il TG Flash ritorna alle 20. A più tardi.